La Guardia di Finanza, compagnia di Agrigento, su delega del procuratore aggiunto dottor Salvatore Velle e del sostituto dottoressa Elania Manno, ha dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure coercitive e a un contestuale decreto di sequestro preventivo di beni per un valore di oltre 1.300.000 euro emessi dall'ufficio del GIP del Tribunale di Agrigento nei confronti di 6 persone gravemente indiziate dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una pluralità di truffa ai danni dello Stato, realizzate nell'ambito della gestione di un ente che in partenariato con numerosi comuni della provincia si occupa di accoglienza e ospitalità di soggetti extracomunitari richiedenti asilo. Gli indagati coinvolti a vario titolo nella gestione amministrativa, contabile e operativa nella nota associazione di promozione sociale denominata Omnia Academy aveva sede a Favara. Sono accusati di aver fraudolentemente ottenuto contributi e finanziamenti pubblici per oltre 1.300.000 euro, pari alla somma delle rette giornalmente ottenute per l'accoglienza di migranti fittiziamente presenti nelle varie strutture gestite dall'associazione, alle spese fittiziamente sostenute e lecitamente fatturate ai danni dei vari enti locali preposti all'erogazione dei contributi nell'ambito dei progetti SPRAR, Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Le indagini della Polizia Economico-Finanziaria sono state affidate agli investigatori della Guardia di Finanza di Agrigento, hanno permesso di dimostrare che i responsabili della Omnia Academy nel corso degli anni hanno più volte sottoscritto e presentato false dichiarazioni circa l'effettiva presenza degli ospiti nei vari centri di accoglienza gestiti dall'associazione, con false rendicontazioni e attestazioni di spesa, documentate da fatture per operazioni inesistenti per oltre 1 milione di euro, omettendo anche di comunicare l'allontanamento dei migranti dai propri centri di accoglienza. I provvedimenti cautelari in esecuzione sono stati richiesti e ottenuti al fine di impedire ulteriori condotte truffaldine da parte degli indagati, cui viene inibita la possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione e imposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nei loro confronti è stato altresì disposto il sequestro del profitto del reato, ovvero di altri beni nella loro disponibilità di valore equivalente al profitto delle condotte criminose a loro contestate. Nel corso dell'operazione sono stati anche individuati e sottoposti a vincolo cautelare della Guardia di Finanza decine di conti correnti, rapporti bancari e finanziari riconducibili agli indagati, 10 unità immobiliari, tra cui 2 lussuose ville nel territorio di Agrigento e altri beni registrati che in caso di condanna saranno suscettibili di confisca al ristoro del danno economico patite dall'erario pubblico. L'associazione culturale che aveva un fatturato non indifferente per almeno 5 milioni di euro negli anni migliori ed è purtroppo un limite perché le associazioni culturali non hanno i vincoli che le altre società giuridiche hanno, con una facilità maggiore di poter truccare le carte come avveniva in questo caso. Tra le varie anomalie che abbiamo accertato e che oggi costituiscono, secondo il nostro punto di vista, condotte di reato, vi è anche questo aspetto. Abbiamo fatto un calcolo con il lavoro ottimo dei militari della Guardia di Finanza che hanno messo in fila fattura per fattura, abbiamo fatto un calcolo dell'acqua minerale che formalmente veniva acquistata dai membri di questa associazione e dai nostri calcoli, dalla rendicontazione che hanno presentato e dall'acqua che si sono fatti pagare, risulta che fornivano 15 litri di acqua minerale al giorno per ciascun migrante ospitato. Ora è semplice comprendere che una quantità enorme di acqua minerale in questo modo, soltanto per bere, diventa una cosa che è irreale, quindi sono in realtà documenti che celano fatture per operazioni inesistenti. Era un business notevole, era l'associazione che gestiva il maggior numero di migranti in provincia di Agrigento, quindi non è neanche l'ultima zona d'Italia che si occupa di immigrazione, aveva un fatturato di 5 milioni di euro annui, aveva quasi 90 dipendenti e gestiva più di 14 centri nella provincia di Agrigento e nella provincia di Caltanissetta. Quali sono i reati contestati? Sì, c'è l'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di più reati di truffa ai danni dello Stato, il 640 bis del codice penale, più i connessi reati di falso strumentali alla realizzazione degli illeciti. Ritorno sul quanto ha già detto il procuratore. Chi ha pensato questa legge ha pensato a piccole realtà, non a grandi fenomeni migratori, per cui un'associazione che non ha obblighi di bilancio, non ha obblighi di conservazione della documentazione, non ha obblighi di contabilità puntuale,
non può opporsi ai vertici, diciamo, dell'attività imprenditoriale di una provincia. La provincia di Agrigento, a fronte di 12.000 partite IVA, ha soltanto 80 soggetti che fatturano più di 5 milioni di euro. Quindi non possiamo immaginare che un ente associativo che è assimilabile da un punto di vista giuridico al circolo Bocciofili possa gestire queste somme. Ma perché? Perché il legislatore ha pensato a piccole realtà, non a uno sbarco epocale, a un flusso epocale come quello che stiamo vivendo in queste tempi. Ci risulta che addirittura fossero soggetti che percepivano redditi, indennità varie, disoccupazione e quant'altro, a fronte di in particolare 2 ville che abbiamo sottoposto a sequestro, possiamo definire ripudiate, insomma, le caratteristiche. Dipendenti all'oscuro di tutto. I dipendenti probabilmente erano all'oscuro di tutto, consideri che anche qui non c'è una struttura associativa che ci consente di dare singole responsabilità, un organigramma fisso, normativa anticorruzione, è un'associazione, ripeto, è come se giocassimo a calcetto, insomma.